Autonomia del Veneto, il governo apre alle trattative per un negoziato, ma il presidente Luca Zaia dice il governo ha paura, prima faremo il referendum e con il sì dei Veneti proporremo un disegno di legge per modificare la Costituzione e trasformare il Veneto in regione a statuto autonomo. Elezioni amministrative 2017, dopo la ricomposizione della spaccatura a Padova, lunedì super vertice fra Lega e Forza Italia per decidere candidature e strategie in tutti i comuni al voto. Intanto i due consiglieri espulsi per aver fatto cadere Massimo Bitonci portano Forza Italia in tribunale. Rischio prescrizione per Veneto Banca, il sindaco di Montebelluna Marzio Favero chiede al ministro della giustizia l'istituzione di un pool di magistrati che si occupi solo del caso banche per non lasciare sola la procura di Treviso. Nel Trevigiano una ragazza di 16 anni travolta sulle strisce pedonali da un'auto che fugge, la ragazzina in gravi condizioni all'ospedale, le forze dell'ordine a caccia del pirata della strada. A Padova gli inquilini Ater del quartiere Portello scendono in strada, tutti contro il teleriscaldamento, sistema sperimentale che avrebbe costi eccessivi con bollette fino a 2.000 euro. '81enne trovata morta dopo ore nel suo appartamento a Padova, fatale un principio di incendio, la donna non ha potuto chiedere aiuto a nessuno. Poster di 1,60 m per affissi raffiguranti l'ex fidanzata in pose discinte e affissi nottetempo in varie zone del Milanese a partire dal posto di lavoro della donna, la vendetta di un mestrino contro la sua ex fidanzata. La Regione Veneto punta sempre di più sul turismo, aperti 2 bandi che daranno accesso ai fondi europei a favore delle imprese turistiche venete. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre, tornando a parlare di autonomia, del referendum per l'autonomia del Veneto. Ieri sera il faccia a faccia a Padova tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, con l'apertura del governo, una trattativa per un negoziato sull'autonomia, un percorso dunque ufficiale di negoziato, ma Luca Zaia ribadisce prima dovremo fare il referendum e il governo ha paura di questa consultazione. C'è molta paura del referendum, prova ne sia che l'agitazione ormai si percepisce. Il ritornello è chiaro, da una parte un governo che preme perché il Veneto deciso a conquistarsi l'autonomia lo faccia aprendo un negoziato, dall'altra lo stesso Veneto che vuole prima la legittimazione di un referendum che si annuncia plebiscitario. Palazzo Chigi e Palazzo Balbi, il braccio di ferro è servito. Mi sembra che prevalga soprattutto nella regione Veneto l'idea che è meglio un referendum rispetto a un negoziato. Io penso il contrario, penso che un negoziato ci porti più risultati. Ieri sera faccia a faccia tra Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Enrico Costa, con quest'ultimo ad aprire lo spiraglio dell'intesa, ma seguendo un percorso governativo. Il presidente della regione invece ribadisce prima il referendum, poi ne parliamo. La Corte Costituzionale a sorpresa ha dato ragione a noi. Voglio ricordare che il governo Renzi ha impugnato la nostra legge per fare in modo che i veneti non potessero fare il referendum. La Corte Costituzionale con una sentenza esemplare ci ha detto dovete fare il referendum ed è in fase anteriore ed esterna, cioè vuol dire che lo dobbiamo fare prima della trattativa con Roma. Insomma, dice Zaia, Roma teme il peso politico che potrà avere l'esito del referendum e sembra mettere i bastoni fra le ruote. Prova ne sia che non ha ancora dato una risposta sull'Election Day chiesto da Zaia per l'ennesima volta solo qualche giorno fa. Il governo da parte sua ritorna sul concetto da sempre sostenuto. L'autonomia va intesa come buon federalismo, se è questo non solo va fatto, ma bisogna conquistarselo e penso che la strada migliore sia un negoziato col governo centrale. Ma Zaia tira dritto per la sua strada, l'esito delle urne, qualunque sia il giorno che verrà stabilito per fare la consultazione, non darà un effetto concreto, ma servirà per far capire come la pensano i veneti, un potere contrattuale per dare la seconda stoccata, quella più importante, un disegno di legge costituzionale in fase di progettazione con una richiesta molto chiara. Chiederemo ufficialmente al Parlamento di modificare la Costituzione con un disegno di legge statale promosso dalla Regione del Veneto per inserire il Veneto come regione a statuto autonomo come Bolzano.
Continuiamo con la politica, andiamo a Padova, da una parte la ricomposizione della frattura tra Lega e Forza Italia per il comune di Padova, ma intanto i due consiglieri, ormai ex consiglieri di Forza Italia, espulsi per aver, tra virgolette, tradito Massimo Bitonci, fatto cadere Massimo Bitonci, ovvero Manuel Bianzale e Carlo Pasqualetto, intendono portare il partito in tribunale, quindi non si arrendono. Portiamo in tribunale Forza Italia perché, ripeto, ha adottato una motivazione di espulsione palesemente falsa. Non ha dubbi, l'ex consigliere forzista Manuel Bianzale espulso dal partito assieme al collega Carlo Pasqualetto a seguito delle dimissioni dal Consiglio Comunale di Padova. In merito, l'ex vice sindaco della Città del Santo, ormai ex collega di partito dei due, Eleonora Mosco, parla di pulizia all'interno di Forza Italia necessaria, dice, per ripartire. Tutta questa positività, questa luce dopo il marasma politico quasi acceca, prima solenni litigate, spaccature tra Lega e Forza Italia e poi tutta taralluce e vino in vista delle prossime amministrative a Padova. Ma a questo giochino non ci stanno i due nominati. Abbiamo amore per la nostra città e vedevamo che questo ex sindaco non andava bene, incompetente, incapace nella gestione della città in ogni suo angolo, in ogni sua sfaccettatura. Senta, ma questa vostra eliminazione, usiamo questo termine, dal partito sottolinea ancor più però una questione che interessa proprio Forza Italia, ovvero una scissione interna. Ma io rispondo per le azioni che ho compiuto io ed è quella appunto un'azione seria, responsabile, presa in completa autonomia. Il partito, ho visto in questi giorni che ha adottato una tattica tecnica suicida, cioè quella di rifare l'alleanza con la Lega, no, seguendola in un terreno che non è proprio del partito, quindi faccio tanti auguri anche se ritengo che farà fatica arrivare al 2%. Vedremo insomma come andrà a finire con questo teatrino della politica messo in piedi da Lega e Forza Italia, che hanno inscenato la più classica delle baruffe, da fare un baffo a Carlo Goldoni. E mentre c'è questa agitazione all'interno di Forza Italia, proprio lunedì ci sarà un vertice ufficiale tra Gianantonio Darè, segretario regionale della Lega Nord, e l'avvocato Ghedini, rappresentante di Forza Italia, per fare il punto della situazione e mettere in piedi lo scacchiere per tutte le amministrative del 2017 previste in Veneto, quindi per comporre bene l'alleanza tra Lega e Forza Italia. Ci saranno anche Luca Zaia e altri rappresentanti importanti dei due partiti, un vero super vertice che Gianantonio Darè ci ha annunciato, ci ha anticipato ieri sera nella nostra trasmissione 20:10. Sentiamo allora le sue parole. Lunedì ci sarà un confronto, diciamo, con chi vi parla e Nicolò Ghedini, proprio per... Quando, scusi? Il lunedì mattina. Quindi lunedì ci sarà il confronto Darè-Ghedini sulla tematica... Sulla tematica delle amministrative del Veneto. Nello scacchiere delle amministrative? Noi sì, dobbiamo capire che oltre a Padova c'è Verona, c'è Belluno, oltre ai grossi comuni come appunto Conegliano, ma ci sono comuni molto importanti nel veneziano e non solo, e quindi questo sarà un accordo che sarà esteso su tutto il Veneto. Un accordo fondamentalmente per capire chi sarà il candidato sindaco delle varie parti? Sui candidati sindaci e soprattutto sugli uomini che vanno a mettersi in gioco nelle amministrative, soprattutto una responsabilità amministrativa non tanto nei confronti del movimento politico della Lega o di Forza Italia o degli alleati che compongono, ma soprattutto nei confronti dei cittadini che pongono sull'alleanza del centrodestra il voto e quindi delle garanzie di una buona amministrazione. Dunque lunedì il confronto Nicolò Ghedini, Gianantonio Darè e tanti altri importanti amministratori e vertici dei due partiti per mettere in campo le truppe del centrodestra e dell'alleanza nelle amministrative 2017. Adesso invece ci spostiamo nel Trevigiano e torniamo a parlare dell'allarme lanciato ieri dal procuratore di Treviso sull'intasamento della procura del capoluogo della Marca, che chiaramente è un ostacolo
alle inchieste importanti che stanno per arrivare come quella su Veneto Banca, con un rischio prescrizione che già incombe. Ebbene, oggi il sindaco della città di Montebelluna, il sindaco della città simbolo della sede di Veneto Banca, lancia una proposta importante per evitare questo rischio altissimo di prescrizione, ovvero una super procura, un pool di magistrati per seguire il caso Banche Popolari. Sentiamo. È bene che il Ministero crei una struttura di missione a questo punto che affronti solamente questa battaglia. Una super procura in grado di prendere in mano l'inchiesta monstre di Veneto Banca, un fascicolo che dalla procura di Treviso è finito per competenza a Roma, ma che ora con la contestazione di nuovi reati rischia di finire di nuovo nella Marca, e a quel punto il pericolo che l'indagine subisca una battuta d'arresto è più che concreto. Il capo della procura di Treviso, Michele Dalla Costa, ha spiegato che il suo ufficio ha un arretrato di 4.200 fascicoli dei giudici di pace, ma ha soprattutto il 41% in meno di personale di quello che gli spetterebbe. Insomma, il pericolo è che la prescrizione, che pende come una scure su quell'indagine, possa cancellare con un colpo di spugna anni di lavoro. Alcuni dei reati si prescrivono in 7 anni e di tempo ne è già passato troppo. Una vicenda che ha segnato pesantemente il territorio, lasciando cicatrici e ferite non solo nel tessuto economico, ma anche in quello sociale. La vicenda di Veneto Banca ha lasciato ferite enormi in questo territorio. Ci sono persone che hanno perso tutto e non solo, abbiamo un tessuto di impresa che oggi deve fare i conti con l'istituto di riferimento che ha un futuro che è ancora incertissimo. Ed è per questa ragione che il sindaco di Montebelluna non ci sta e chiede da subito l'intervento del governo. Io credo che le responsabilità devono essere acclarate. Parole quelle del primo cittadino montebellunese destinate a far discutere e che arrivano a ridosso della fotografia impietosa scattata dallo stesso capo della procura trevigiana, che aprono uno squarcio sulle difficoltà della giustizia nel fare il proprio corso. Chiedono giustizia, anche se il tema è completamente diverso. Gli inquilini Ater del quartiere San Giuseppe a Padova, perché c'è un caso di bollette pazze che li ha spinti proprio a scendere in strada a protestare. Sentiamo. Ho già pagato 1.500 euro, adesso ne sono arrivati in altri 3,50 e accendo solo che su un posto e basta, perché ho 48 metri quadri di casa, non è che abbia... Mi sembra che sia un riscaldamento fuori dai grazie di Dio. Esasperati, arrabbiati dalla pioggia di bollette e dagli ammontari stratosferici. C'è chi ha pagato anche 3.000 euro, 4.000 euro, bollette da 800 euro. Pensionati, giovani disoccupati delle case popolari dell'Ater, del quadrilatero tra via Magenta, via Varese e piazza Toselli a Padova hanno deciso di scendere in strada. Tra incudine e martello, non pagare e vedersi aumentare l'importo o pagare, ma le cifre sono insostenibili. Qua dobbiamo pagare anche l'aria che respiriamo, che non è neanche pulita, neanche quella. Bollette con guagli a lungo termine, la gente paga. Acegas APS continua imperterrita a mandare le bollette, mentre Ate, pur essendo a conoscenza delle dispersioni, non verifica. A tutelare i cittadini dovrebbe pensarci il Comune, controllando l'operato dell'ente Case Popolari. Massimo Bitonci, ex sindaco di Padova, elettosi paladino dei più deboli, a quanto pare si è dimenticato di loro. Noi vogliamo pagare quello che è giusto pagare, vogliamo pagare correttamente ogni 2 mesi come tutti ci fanno pagare, e non è giusto queste cose qua, non è giusto che arrivano con guagli esorbitanti. Una vicenda che non finisce qui e che come emittente continueremo a seguire, verificando e controllando l'arrivo indiscriminato di bollette pazze. Peccato, il teleriscaldamento poteva essere effettivamente la soluzione per risparmiare ed invece è accaduto il contrario. Ad essere un sistema innovativo, soluzioni per l'intero quartiere Savonarola, si è trasformato in un peso. In realtà questo teleriscaldamento serve solo per poche centinaia di famiglie, quindi i costi di manutenzione che in origine dovevano essere spalmati su almeno 3.000 famiglie, in realtà vengono spalmati solo su di noi. A Venezia ora ieri la firma importante sul progetto definitivo per il porto offshore da parte di Paolo Costa, la presenza anche del sindaco Luigi Brugnaro, un progetto rivoluzionario secondo il presidente dell'autorità portuale, è importante, fra i più importanti se non il più importante dell'autorità portuale in tutta Italia, ma è un progetto che divide la gente. Sentiamo.
Su quella piattaforma ad 8 miglia dalla costa, in grado di ricevere petroliere e grandi navi cargo, c'è chi come il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente uscente dell'autorità portuale Paolo Costa non ha dubbi. La realizzazione di un porto offshore è una straordinaria opportunità per rilanciare l'economia di un'intera area, portando lavoro e occupazione. La maggior parte dell'investimento sarebbe a carico dei privati, più 700 milioni di euro finanziati dallo Stato. Ma proprio da Roma arriva qualche perplessità, a partire dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A questa si aggiungono poi i timori di altri porti che si affacciano sull'Adriatico e non ultime arrivano le osservazioni di chi teme un nuovo Mose o ancora reputa inopportuna la scelta di firmare un contratto da 4 milioni di euro alla vigilia dell'insediamento del nuovo presidente dell'autorità portuale. Ma quanta consapevolezza e che opinioni ci sono tra la gente di Venezia e del suo entroterra su di un progetto così importante? Le risposte sono le più diverse. Più lontano è meglio, secondo me, o no? Per me, poi... Ma sarebbe più comodo sicuramente, però non ne so molto sinceramente. Guardi, ne so molto poco, mi dispiace, ma non sto seguendo la vicenda direttamente. Non so darle un giudizio, mi spiace. Per commercio, insomma, aprire anche nuove alternative, insomma. Sì, secondo me sarebbe anche una buona idea. Secondo me non è una cosa attuabile e non è neanche di rispetto per quello che è Venezia. Perché? Perché comunque porta in ogni caso un disordine e anche un problema veramente logistico e strutturale per quello che è Venezia. Come nel passato alla fine, come la storia ci insegna. Quindi sarebbe un ritorno al passato in chiave moderna? Perché no, sì. Penso anch'io che sarebbe un'ottima opportunità per il commercio, per il lavoro. Sì, sono d'accordo. Apriamo adesso la pagina della cronaca, iniziando da una terribile vicenda, la vicenda dell'anziana 81enne di Padova, trovata morta dopo ore nel suo appartamento in via Pinelli, una ennesima tragedia della solitudine. Scoperta dopo che era morta da ore, ennesimo caso di solitudine e abbandono di anziani. Antonietta Bergamino, 81 anni, è stata trovata stesa a terra senza vita nella cucina del suo appartamento al civico 22 di via Pinelli a Padova. Forse era scivolata dalla sedia a rotelle, la stanza impregnata di fumo e con le pareti annerite, segno evidente di un principio di incendio. Spetterà ora al medico legale stabilire le cause del decesso. Antonietta Bergamino era una donna ancora forte e indipendente nonostante l'età, autonoma nello stile di molte persone anziane che non vogliono essere un peso per i parenti e cercano sino all'ultimo di arrangiarsi. Purtroppo però per questo 81enne l'epilogo è stato drammatico. Commerciante, dopo una vita di lavoro alla fine degli anni 90 era rimasta vedova e si era trasferita al quarto e ultimo piano di un edificio di edilizia popolare. Il figlio si era costruito un'altra vita, telefonava spesso alla mamma, ma a volte una telefonata non è sufficiente. A fare la macabra scoperta una vicina allertata proprio dal figlio che non era riuscito a mettersi in contatto ieri con la madre, che potrebbe essere stata colta da malore in mattinata mentre si cucinava il pranzo. Il fuoco acceso sotto le pentole avrebbe intaccato il cibo per poi spegnersi da solo, intasando completamente la stanza, tanto da non dare scampo alla donna morta soffocata. E il caso fa riflettere, pensare sino a che punto queste fasce deboli della società siano veramente prese in considerazione dagli amministratori, che dovrebbero garantire la sicurezza anche di una donna di 81 anni che non merita una fine del genere in totale solitudine. Nella Marca trevigiana caccia intanto a una pirata della strada che ha travolto sulle strisce pedonali una ragazzina di 16 anni, ora grave. Spunta anche un testimone. Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un'auto l'ha travolta. L'automobilista, invece di fermarsi e prestare soccorso, è fuggito lasciando la ragazzina ferita a terra. È stata lei stessa, rimasta cosciente, a chiamare il 118 con il suo cellulare. L'incidente è avvenuto ieri sera a Padernello di Paese, nei pressi della rotonda della zona industriale lungo la Castellana, strada fra l'altro molto trafficata. Le condizioni della sedicenne non sarebbero gravi, ma ha riportato diversi traumi alle gambe. È stata portata con un'ambulanza all'ospedale di Treviso, dove ha raccontato ai sanitari l'incidente. Immediate le indagini della polizia stradale ed a caccia al pirata della strada. Le sanzioni per non aver prestato soccorso prevedono la reclusione da 6 mesi a 3 anni e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 anni. Intanto ci sarebbe un testimone che avrebbe visto un'auto di grossa cilindrata fuggire verso Treviso. A terra non sono rimasti parti dell'auto, ma il testimone, che si trovava a circa 50 metri dal luogo dell'incidente, potrebbe fornire importanti indicazioni per risalire all'automobilista.
Un altro incidente, questa volta a Onè di Fonte, stavolta è uno scontro frontale, vediamo com'è andata. Un boato nella notte, un'auto è finita dentro un fossato, l'altra è rimasta in mezzo alla strada. A dare l'allarme sono stati i residenti che hanno sentito il violento schianto e sono subito accorsi in strada. Un frontale al vaglio ora delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Il grave incidente è avvenuto intorno all'1:15 lungo la statale 248 in via Roma ad Onè di Fonte. Ad avere la peggio una 29enne bassanese rimasta incastrata tra le lamiere della sua auto. C'è stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco per riuscire ad estrarla dalla macchina. Portata in ospedale a Treviso, le sue condizioni sono gravi. Ferito in maniera seria ma meno grave anche l'altro automobilista, un ragazzo di 26 anni di Asolo. Sul posto il 118, la polizia stradale ed i vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 4 del mattino per mettere in sicurezza la zona. Adesso la pubblicità, poi ancora cronaca e una buona notizia per il turismo veneto. Telegiornale del Veneto, rieccoci di nuovo in diretta con la cronaca dal veneziano. Finisce a processo un giovane badante accusato di molestie nei confronti dell'anziana a cui doveva prestare invece assistenza. Il pubblico ministero del Tribunale di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per un trentenne accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 84 anni dalla quale prestava servizio come badante. Il giovane, piuttosto conosciuto in zona per la sua attività di volontario della protezione civile, avrebbe anche realizzato un video col cellulare, video che poi sarebbe stato diffuso tramite WhatsApp fino ad arrivare ad un amico della figlia della vittima che ha avvisato la famiglia di quanto stava accadendo. Durante l'udienza preliminare è stata avanzata un'ipotesi di patteggiamento che potrebbe aggirarsi attorno ai 2 anni di reclusione. L'anziana vittima delle presunte molestie soffre di Alzheimer. Nel processo è stato necessario nominare un amministratore di sostegno. Sempre dal veneziano, un intero paese, strade e vie tappezzate di foto e poster osè di una donna e la vendetta di un mestrino nei confronti della sua ex ragazza. L'uomo è stato ovviamente denunciato. Poster di 1,60 m raffiguranti l'ex fidanzata in pose discinte affissi nottetempo in varie zone del milanese a partire dal posto di lavoro della donna. Ad affiggerle un 60enne mestrino di professione dipendente pubblico che evidentemente non ha superato la fine della relazione e dopo l'ennesimo rifiuto ad una riconciliazione ha deciso di compiere un gesto che aveva convinto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia a disporre per un breve periodo gli arresti domiciliari. Il fatto risale allo scorso autunno. L'uomo ha già da tempo il divieto di avvicinarsi alle abitazioni e ai luoghi di lavoro della sua ex fidanzata. La vittima che ha presentato denuncia ai carabinieri è una 34enne cubana che vive da diversi anni in Italia, lavorando come istruttrice di ballo in alcuni locali del veneziano e del padovano. Lasciamo la cronaca, parliamo invece del turismo, perché la Regione Veneto punta sempre di più su quella che è la sua da sempre miniera d'oro, cioè il turismo. Aperti 2 bandi che daranno accesso a fondi europei a favore delle imprese turistiche. Sentiamo. La parola d'ordine è innovare il prodotto turistico. Il Veneto è la prima regione a livello italiano per quanto riguarda il numero di flussi turistici, di arrivi e di presenze, ma per rimanere in vetta è fondamentale migliorare l'offerta e fare in modo che il turista non vada via subito ma rimanga più tempo possibile nel nostro territorio, anche per fargli conoscere, spiega l'assessore regionale al turismo, l'altro Veneto. Cioè non soltanto le nostre mete turistiche classiche come Venezia, il Lago di Garda o le Dolomiti, ma conoscere anche per esempio l'entroterra, penso alla provincia di Treviso o di Vicenza, alla Pedemontana o ai Colli, che sono territori stupendi che però devono essere incentivati. Per questo la Regione ha aperto 2 bandi che andranno in scadenza il 12 aprile. Il primo riguarda la rete di imprese, cioè la possibilità di mettere insieme 9 aziende. 3 di queste devono essere del comparto ricettivo, quindi aver camera da letto, dare ricettività, ospitalità ai turisti. Le altre possono essere aziende di qualsiasi altro tipo che si mettono insieme per creare un nuovo prodotto turistico. E facendo questo utilizzano di questo beneficio, che sono finanziamenti europei gestiti dalla Regione Veneto, cofinanziati anzi dalla Regione Veneto, e con finanziamenti che possono arrivare fino al 50% a fondo perduto. Il secondo mette a disposizione 12 milioni di euro. Dà la possibilità di innovare il proprio prodotto turistico, quindi ci
ci rivolgiamo in particolare alle aziende turistiche intese come alberghi, camping all'aperto o anche bed and breakfast, strutture complementari che vogliono innovare il proprio prodotto turistico e quindi anche riammodernare la propria struttura. I 2 bandi regionali verranno presentati lunedì prossimo alle 17:30 all'Hotel Double Free a Mogliano Veneto. Siamo in chiusura, solo il tempo per ricordarvi l'appuntamento con il nostro approfondimento dei notiziari con 20:10, appunto alle 20:10. Questa sera parleremo del caso che ha scosso Padova e non solo, è arrivato ai media nazionali in tutta Italia, ovvero il caso di Don Angelo Contini, delle cosiddette orge in parrocchia. Appuntamento dunque alle 20:10 con il nostro approfondimento. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso. Prosegue l'instabilità e il cattivo tempo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto peggiora il tempo dal pomeriggio, con piogge e rovesci diffusi anche forti sulle aree meridionali. Nevicate sui rilievi intorno agli 800-1000 metri. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le massime sono attese intorno ai 7-8 gradi, valori minimi previsti tra lo 0 e i 4 gradi circa. Spostiamoci a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Il tempo migliora al mattino, ma si intensificano le nubi nel pomeriggio sera con l'arrivo di piogge e rovesci via via più diffusi e saranno anche moderati. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le massime sono previste intorno agli 8-11 gradi, valori minimi attesi tra 4 e 7 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Tempo migliore al mattino, peggiora nel pomeriggio e durante la sera con piogge sparse e locali nevicate intorno agli 800-1000 metri. Le temperature massime sono attese sui 5-10 gradi, valori minimi intorno allo 0 o a -1. Il mare sarà generalmente mosso, i venti saranno moderati e meridionali. Dal meteo per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci a domani. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.